Monica Busetto, l'ex operatrice sanitaria condannata a 25 anni di reclusione. In appello la veneziana è accusata di aver ucciso a Mestre la vicina di casa Lida Taffi Pamio. Olimpiadi invernali 2026, vertice stamane al CONI, si è parlato di sedi e budget, grande intesa Cortina-Milano, soddisfatto il presidente del Veneto Zaia. In provincia di Venezia una popolazione sempre più anziana in condizioni di maggiore povertà è la triste fotografia dello CGIL del Veneto. 500 euro al mese per 2 anni agli studenti è tra le proposte del DEF del governo. Subito riforma dei centri per l'impiego, dice la consigliera in regione Erika Baldin. I consiglieri regionali pentastellati si tagliano gli stipendi e donano 50.000 euro a 5 scuole venete scelte dagli attivisti tra le 25 che hanno preso parte al progetto Facciamo Scuola. L'assessore regionale Enel Donazzani, insultata e minacciata di morte sui social perché si dice contraria all'utero in affitto, già partite denunce alla polizia postale. Trans brasiliano violento durante un controllo, aggredisce i carabinieri e sfonda il finestrino della Gazzella. Il 38enne è stato arrestato a Quarto d'Altino. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Omicidio Pamio, 25 anni in appello all'ex infermiera Monica Busetto e la difesa annuncia nuovo ricorso in appello. 25 anni di reclusione a Monica Busetto, l'ex operatrice sociosanitaria accusata dell'omicidio in concorso con Susanna Lazzarini della vicina di casa Lida Taffi Pamio. È la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Venezia. Continuiamo a credere nell'innocenza di Monica Busetto, sia io che il collega, che ovviamente avevamo dei limiti imposti dalla Cassazione per la decisione, perché la sentenza di rinvio riguardava solo il movente, la sussistenza delle attenuanti generiche o dell'aggravante dei futili motivi. La Corte d'Assise d'Appello oggi ha deciso che non ci sono i futili motivi, ma secondo loro non ci sono neanche le attenuanti generiche, quindi non è stato possibile effettuare un bilanciamento tra le circostanze come invece aveva imposto la sentenza della Cassazione. Quindi secondo, sicuramente leggeremo le motivazioni che verranno depositate tra 60 giorni, ma sicuramente faremo ricorso ancora una volta in Cassazione. L'anziana fu uccisa a coltellate e strangolata con il cavo di un decoder il 20 dicembre 2012 nel suo appartamento in viale Vespucci a Mestre. Busetto si è sempre dichiarata innocente. Era accusata di omicidio volontario aggravato dall'efferatezza e crudeltà e dai futili motivi e in primo grado condannata a 24 anni e 6 mesi. La pena con il primo appello si era aggravata nell'ergastolo, ma la Cassazione aveva annullato imponendo ai giudici di rivalutare l'aggravante dei futili motivi, ora esclusa. La Corte non ha concesso alla Busetto le attenuanti generiche, motivo per cui la difesa annuncia di non arrendersi. Abbiamo dalla parte nostra, nonostante questa sentenza debba essere rispettata per una sentenza che comunque è messa a carico di un'imputata, dalla parte nostra però abbiamo tutta la comunità scientifica che sul punto sta producendo una letteratura non indifferente sulla quale fanno convegni. Ce n'è stato uno a giugno in Cina proprio che ha avuto per oggetto la prova scientifica, e il nostro consulente di parte, il professor Taroni dell'Università di Losanna, ha tenuto una relazione dove appunto criticava enormemente i risultati di questa sentenza proprio perché non ha fondamento scientifico, come invece si vuole far passare. Una popolazione sempre più anziana e in condizioni di maggiore povertà è la triste fotografia dello CGIL del Veneto. Sentiamo. Il precipitato di una tendenza generalizzata che a Venezia è diventata veramente gravissima. I dati parlano chiaro. Nel veneziano la popolazione è sempre più anziana e le motivazioni che indica lo CGIL sono molteplici. Sono sostanzialmente di tre parole cattive: la solitudine, la povertà e la non autosufficienza. Questi sono i 3 grandi rischi
che corre la popolazione, soprattutto anziana e soprattutto a Venezia. Su 240.596 pensioni private che vengono percepite da circa 185.000 persone, il 53% è inferiore ai 750 euro. Una pensione su 5 inferiore ai 500 euro, a testimoniare che anche nella nostra provincia la situazione è sempre più difficile, soprattutto per le donne. La cosa tragica sono i grandi anziani che hanno pensioni costruite sul lavoro nero, sulla precarietà, sull'apprendistato non pagato, le donne su lavori non fatti o non riconosciuti. Quindi abbiamo ancora un numero elevato di pensioni private molto basse. Oppure abbiamo le pensioni intermedie fra la previdenza e l'assistenza, e che non rappresentano dignitosamente né l'una cosa né l'altra. Per questo noi chiediamo sempre la separazione. Se una persona è povera ha bisogno di essere dignitosamente assistita a carico della fiscalità generale. Se un lavoratore è povero ha bisogno di essere sostenuto da una previdenza più elevata. Sono due cose diverse. Il quinto congresso dello SPI metropolitano, che si svolgerà giovedì, sarà l'occasione per affrontare il tema delle pensioni, con un focus sui principali provvedimenti previsti dal nuovo governo e in particolare quota 100. Per il governo esiste solamente la quota 100, che io sappia. Dei giovani non si parla. Delle donne, che sono le più penalizzate perché hanno un rapporto discontinuo, perché lavorano part-time, perché fanno i figli, non si parla. Cioè l'unico problema riguarda lavoratori, si calcolano anche intorno ai 200.000-300.000, non un numero bassissimo, ma è un settore. La previdenza, proprio per la sua complessità, non può essere affrontata a seconda dei soggetti. Fondo per i risparmiatori truffati dalle banche. Il governo, dopo le polemiche sollevate da un articolo dell'Huffington Post, rassicura: il 1,5 miliardi annunciato c'è, verrà erogato, confermato però che sarà spalmato su un triennio. 1,5 miliardi per i risparmiatori traditi dalle banche, e fin qui già lo sapevamo, ma è la tempistica quella che a molti non va giù. L'ufficialità è arrivata con la nota dei sottosegretari all'economia Massimo Bitonci e Alessio Villarosa. Il disegno di legge di bilancio è scritto, tra gli interventi previsti, include l'istituzione di un apposito fondo per il ristoro dei risparmiatori danneggiati dalle banche, e le risorse stanziate sul fondo ammontano a 525 milioni di euro all'anno per ciascun anno del triennio 2019-2021, per un totale di 1,5 miliardi di euro. Insomma, il fondo verrà spalmato. Una nota, quella di Roma, nata in risposta alla polemica sollevata quando ci si è accorti che sul documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles lo stanziamento del fondo per il 2019 è pari a 0, tanto da aver scatenato l'attacco del PD, con la deputata ed ex presidente del Friuli Venezia Giulia Deborah Serracchiani, che in una nota scrive: «Questa è una manovra che ha bruciato ogni voce di bilancio sull'altare dei totem di Di Maio e Salvini, alla faccia degli impegni precisi presi anche di fronte alle vittime delle crisi bancarie». In realtà, spiega Bitonci, le tabelle riportate nel documento di programmazione di bilancio indicano gli effetti delle previste erogazioni di cassa aggiuntive rispetto a quanto già incluso nei tendenziali di nota del DEF. Chi tra le associazioni dei risparmiatori ha lottato per questo fondo spiega così l'equivoco. Hanno dichiarato che faranno nel collegato della legge di bilancio e inseriranno il conto 3382, che sono i conti dormienti, che non sono a deficit, quindi non possono essere inseriti nel DEF, ed è una cosa a parte che non è a carico dei cittadini, non è a carico di nessuno, sono dei soldi che dormivano presso le banche, che vanno dati ai risparmiatori traditi. Certo, resta il 1,5 miliardi spalmato in 3 anni. Chi vuole tutto e subito resterà deluso, dice Miatello, ma abbiamo comunque portato a casa un risultato che prima non c'era. Questi sono gli impegni che hanno preso Bitonci e Villarosa, e anche Di Maio e Salvini, che noi siamo fiduciosi. 500 euro al mese per 2 anni agli studenti è tra le proposte del DEF del governo. Subito riforma dei centri per l'impiego, dice la consigliera regionale Erika Baldin. Sentiamo.
Si chiama reddito di base universale, garantito cioè a tutti, indipendentemente dalla situazione del reddito familiare. Si tratta di un assegno di 500 euro mensili e della durata di 2 anni, che verrebbe assegnato a tutti i giovani tra i 18 e i 26 anni con diploma o laurea, con gli stessi che dovrebbero nel frattempo essere iscritti agli uffici di collocamento, in modo da aumentare il tasso delle persone in cerca di lavoro e quindi il potenziale di crescita dell'economia. È tra i punti previsti nel DEF, il documento di economia e finanza appena approvato dal governo. Sulla carta un provvedimento che dovrebbe aumentare anche gli spazi di flessibilità europea e che naturalmente riscuote il favore anche dei pentastellati in regione. Siamo soddisfatti di questa iniziativa perché la questione lavorativa dei giovani è importantissima e improcrastinabile e bisogna trovare una soluzione al più presto. A tal fine è necessaria una riforma sui servizi per l'impiego, provvedimento già in atto in regione. Ieri qui in regione abbiamo approvato una norma che fa tornare alla regione Veneto la competenza per quanto riguarda il lavoro e l'occupazione. Noi al governo stiamo sostenendo questa iniziativa che va a favore appunto del rinnovamento dei centri per l'impiego che fino ad oggi hanno trovato lavoro a poche persone che magari erano da efficientare e quindi ci auguriamo che in futuro ci siano dei risultati migliori di quelli che ci sono stati fino ad oggi. Ed ora sentiamo che cosa pensano i veneziani di questo provvedimento. Direi che è opportuno che si iscrivano agli uffici di collocamento e ancora più opportuno sarebbe che gli uffici di collocamento funzionassero. Ma io non so cosa pensare, qua stiamo dando un po' di soldi a tutti, vedo, nei nuovi programmi di governo, diamoli anche a loro, visto che li diamo a tutti. Io credo che loro abbiano sì sicuramente un incentivo a formarsi. Innanzitutto debbano avere un incentivo a formarsi, ma che questo incentivo sia anche controllato e limitato nel tempo. Per 2 anni? Troppi. Si danno soldi a pioggia, diamoli a tutti. Sei iscritto all'ufficio di collocamento? Non lo so. Non sai? Non so sinceramente cosa sia. Okay. Ma cosa ne pensi di questa proposta? È interessante, è giusto sinceramente. Offrire agli studenti comunque una possibilità in più per continuare gli studi. 500 euro al mese fanno gola comunque. Sì, lo so. Bisogna vedere cosa comporta anche andarsi a iscrivere lì, non lo so. Sarebbe utile sicuramente ai ragazzi, però devono darsi da fare, nel senso che poi non possono adeguarsi ai 500 euro che prendono e magari non rivolgersi agli uffici addetti, insomma, per darsi una svolta alla loro vita. Ecco, questo però è un reddito incondizionato, un reddito che verrebbe dato a tutti indipendentemente dal loro patrimonio familiare. Cosa ne pensi? Questo non è proprio il massimo, perché effettivamente ci sono ragazzi che hanno più bisogno sicuramente di altri e forse magari sarebbe bene aiutare chi ha un po' più di difficoltà rispetto a magari chi non ne ha. E dopo il taglio dei vitalizi agli ex senatori, presso lo stesso trattamento potrebbe essere riservato anche agli ex consiglieri regionali veneti. A dirlo il consigliere pentastellato Simone Scarabel, che con altri consiglieri 5 Stelle si è tagliato una parte dello stipendio per devolverlo a favore delle scuole. Sentiamo. Si chiama Facciamo Scuola, è un progetto dei consiglieri regionali 5 Stelle. Funziona così: i politici in questione si tagliano una parte di stipendio che devolvono alle scuole. Iniziativa nazionale che con le 9 regioni partecipanti ha raccolto quasi 1 milione di euro. Protagonista anche il Veneto con 50.000 euro, soldi destinati a 5 scuole pubbliche e secondarie venete, scelte e votate online dagli attivisti tra i 25 progetti proposti da altrettanti istituti veneti. Per dei percorsi, dei miglioramenti dei laboratori, delle situazioni che comunque avevano necessità per dei progetti di un confinanziamento e siamo felici di aver partecipato a questa cosa. Soldi che verranno destinati per l'acquisto di nuovi tablet, per i laboratori didattici e ancora per realizzare i campi di pallavolo, basket e tennis e per sostituire le vecchie porte di aule divenute vetuste e quindi pericolose con il passare del tempo. Soltanto alcuni dei progetti approvati e che riguardano 4 scuole del Veneziano e una del Trevigiano, quest'ultima a Mogliano Veneto, e le altre a Chioggia, San Donà di Piave e Cintoca Maggiore.
con Simone Scarabel che annuncia anche le prossime imminenti novità sempre in Regione, con il taglio dei vitalizi agli ex consiglieri regionali delle passate legislature, appunto. E intendiamo portare avanti questa strada, stiamo ultimando le proposte, appunto prendendo spunto da quello che è stato fatto alla Camera e al Senato, e quindi arriverà presto un provvedimento immediatamente applicabile anche in Regione Veneto. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi. Ed eccoci nuovamente in studio con il TG di Venezia, ancora cronaca, in manette un 38enne che ha aggredito i carabinieri rompendo il finestrino di una gazzella. Sentiamo. Un transessuale brasiliano di 38 anni irregolare nel territorio, sdraiato a terra ai lati di via Moro a Quarto d'Altino, ha messo in allerta un passante che ha chiamato i carabinieri. Quando sono giunti sul posto verso le 2 di mercoledì notte, il 38enne era in evidente stato di alterazione psicofisica, dovuto con ogni probabilità all'eccesso di alcol. All'inizio si è dimostrato collaborativo, poi però ha aggredito il capo equipaggio colpendolo in pieno volto con una scarpa che teneva in mano. Immobilizzato anche grazie al supporto di un secondo equipaggio giunto, l'uomo ha iniziato a dimenarsi nell'automobile dei carabinieri, prendendo a calci la portiera posteriore e sfondando il finestrino. Per questo i militari hanno chiesto il supporto della polizia e del personale medico del SUEM 118, che ha provveduto alla somministrazione di calmanti e disposto l'accompagnamento al pronto soccorso di Jesolo. Dopo essere stato sedato, il brasiliano è stato portato in caserma e arrestato per resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, oltre che per danneggiamento. Sono state anche avviate le procedure per l'allontanamento dal territorio nazionale. L'assessore regionale Elena Donazzani, insultata e minacciata di morte sui social per la sua posizione sul tema dell'utero in affitto. Sentiamo. Commenta tu, che io intanto carico il fucile per ammazzarla. Insulti, offese pesanti, minacce di morte. Questa mattina al suo risveglio l'assessore regionale Elena Donazzan è stata attaccata sui social dopo aver condiviso sui suoi profili la campagna contro l'utero in affitto di Provita Onlus e Generazione Famiglia. È una reazione che trovo incredibile per livore, cattiveria, insulti, per una posizione che io ho tenuto, tengo da sempre, di dire no all'utero in affitto. E quindi proprio una violenza in risposta che è priva di qualsiasi ragione. E devo dire che, tra l'altro, trovo paradossale che si minacci di morte quando io semplicemente ho difeso la vita e il diritto di un bambino ad avere una mamma e di vivere con lei, magari di avere una mamma e un papà e di vivere con loro. Ecco, questo mi ha lasciato disorientata. Donazzan non si fa intimidire e anzi annuncia azioni legali. Io la mia posizione la tengo ancora più forte di prima, perché se questo è il livello della cattiveria troveranno fermezza nei valori, ma la cosa che voglio fare, che sto facendo, è proporre querela nei confronti di queste persone e di attivare la polizia postale, perché dietro alcuni post si celano figure che si fa fatica a riconoscere, di cui si fa fatica a riconoscere l'identità, ma ciascuno di queste persone deve assumersi la responsabilità delle minacce che ha fatto. I social non possono diventare la terra delle deresponsabilizzazioni dove può accadere di tutto. Intanto dalla regione arrivano messaggi di vicinanza all'assessore Donazzan. Rivolgo la mia più totale solidarietà al commento del presidente Zaia. In un mondo civile si rispettano le idee di tutti, altrimenti non ha senso parlare di democrazia e libero pensiero. Si può condividere o no una posizione, conclude, ma l'offesa e la minaccia sono lo strumento più sbagliato, inaccettabile sempre e comunque. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. In chiusura un'occhiata alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sulle nostre regioni sarà una giornata all'insegna del bel tempo, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile su tutti i settori. Tuttavia, al mattino il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso ma senza altre conseguenze. Non sono infatti attesi fenomeni degni di nota. Più sole invece a partire dal pomeriggio. Temperature in lieve aumento con minime tra 13 e 16 gradi. Valori massimi compresi invece tra 21 e 25 gradi circa.
Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Situazione molto simile, con il cielo che risulterà irregolarmente nuvoloso e spesso coperto al mattino, specie sulle aree costiere, ma il tempo si manterrà asciutto e stabile. Non sono attese piogge, via via più soleggiato col passare delle ore. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, massime molto miti tra 22 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, molte nubi sui settori meridionali della nostra regione, al mattino ma in genere senza fenomeni associati, maggiori spazi soleggiati invece nella seconda parte della settimana. Temperature stazionarie ma molto miti, con minime tra 14 e 16 gradi, massime intorno ai 24 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci!